corretti, un antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno al gran maestro Carlo Cambi, oggi in versione itinerante o peripatetica, che dir si voglia, buongiorno. Cardinal Cainarca, ma come la va? La va che Ma ho voluto che anch'io. sia Ho voluto anch'io la bicicletta, come si vede qua, e mi tocca pedalare, come hai scritto tu l'altro giorno. Sì. Solo che la bicicletta di cui tu parli è poco simpatica, la mia è bella. È la signora von der Leyen, che bella! È la signora! baronessa. Allora, stamattina parliamo di tante cose. Dico subito che alle 10 ci collegheremo con il nostro amico Ugo Poletti, giornalista, direttore di Odessa Journal, autore di un gran bel libro sulla città di Odessa di cui parlammo a suo tempo, e ci racconta un po' come vanno le cose lì e come si vede la prospettiva della cosiddetta ricostruzione. Dopo ti do una chicca che ho scovato sul libro verde per il rilancio industriale del PD, che domani spero di raccontare bene sulla verità, ma ti do un'anticipazioncina che farà divertire molto. Sì? Bene, siamo in attesa, allora rimaniamo con la curiosità. Dopodiché alle 10:30 avremo con noi Claudio Borghi Aquilini che ci spiega com'è che si risolve la questione dazi, in maniera molto semplice, cercando di uscir fuori da questa gabbia dell'Unione Europea. È un tema che abbiamo toccato tantissime volte, no, Ma io non capisco perché il nostro Presidente della Repubblica, cioè il monarca repubblicano, insiste in questo rapporto strano con la Francia, ci vuol tenere dentro per forza l'Unione Europea, e non capisco perché non sia il caso di lanciare un referendum in Italia se vogliamo fare l'Italexit, sì o no. Molto semplice, no? Sarebbe anche molto, come dire, chiaro il quesito, e chiaro sarebbe anche il Il risultato. fatto è che la Lega su questo è tiepida, ma secondo me in Parlamento c'è uno schieramento trasversale che se lanciassimo l'Italexit potrebbe avere una qualche chance. Beh, stamattina parlavo con mio padre, gli dicevo: guarda, c'è Claudio Borghi oggi che ci spiega come si esce dall'Europa, bla bla bla. Mi ha detto: ma perché invece di spiegarcelo a noi non glielo spiega alla Meloni? Perché sì, che non si capisce non è male. Non si capisce perché continua a puntellare con ECR la von der Leyen, prendendo degli schiaffi spaventosi dal PPE, quale PPE ordina a Tajani di tenere il governo italiano sul filo del rasoio, perché voi non ve ne siete resi conto, ma nonostante Pier Silvio Berlusconi l'abbia richiamata all'ordine, Tajani sta facendo un gran casino intorno al governo. Ma Tajani, Berlusconi, chi è che sarà il prossimo leader di Forza Italia secondo te? Il Berlusconi Junior? Scende in campo? Se scende in campo sale in campo, scende in campo, sale in politica. Vabbè, insomma, se Berlusconi Junior, stanco della Tofanin, decide di impiegare il suo tempo libero occupandosi delle vicende politiche, Tajani, vista la carriera che ha fatto, magari una cattedra alla Lewis di politica internazionale non gliela leva nessuno. Ma lo scettro nello zaino ce l'ha secondo te, Pier Silvio? Il carisma, come diceva Miglio? Voi non vi dimenticate che Forza Italia è debitore netto nei confronti della famiglia Berlusconi. C'è questo piccolo particolare. Quindi al di là del carisma c'è il quattrino che... se i Berlusconi decidono di andare all'incasso su Forza Italia chiude. Bene. Carlo, prima del collegamento con Odessa, tra poco, con Ugo Poletti, e poi però ci racconti anche quella chicca lì che mi interessa un sacco, perché comunque prima di questo tu ti sei occupato di un paio di cosette a proposito di Europa, no? I trattori in piazza, oggi ne apre anche Libero in prima pagina dopo il tuo articolo. Sì, se ne accorgo sempre tutti dopo la polvere, però va bene, dai. Trattori in piazza a Roma e a Bruxelles. Appunto, che succede da quel punto di vista lì? Perché la Coldiretti... Succede che li hanno presi un po' per il culo, come stile la casa von der Leyen,
come dimostra Fitzgerald, come dimostra le sue SMS quando era ministro della difesa, come dimostra il Timmermans Gate, come dimostra non ancora scoperto ma che uscirà fuori China Gate, come dimostra il Qatar Gate, perché non c'è nessuno. China Gate in che senso, Carlo? Beh, è evidente che c'è stato uno scambio di interesse tra una parte del Parlamento europeo e i cinesi per forzare la mano sul Green Deal. Cioè, gli unici che hanno guadagnato soldi dal Green Deal sono i cinesi, cioè, che fosse chiaro. Allora, che si possa pensare che a Strasburgo siano tutti così imbecilli che per far dispetto alla moglie se le siano tagliate mi pare difficile. E sono volati i sacchi di contanti oltre che di contropartite politiche? Cioè, non lo sai, so, la Cina poi chi lo ha sa. tanti modi per ricompensarti, Cioè, d'altra parte la coppia Fratoianni come si chiama? Fratoianni Bonelli. moglie, no, la moglie, Fratoianni, sì. vabbè, girano con la Tesla perché è molto bello avere l'auto elettrica e capito, queste idee passano velocissimamente, poi dopo le ricariche possono non necessariamente essere quelle elettriche, insomma. E quindi gli agricoltori si sono nuovamente un po' arrabbiatini, ma per tre motivi. Il primo motivo è questa idea folle che ha la von der Leyen, poi ti spiego perché ce l'ha. Anche questo non lo scrive nessuno, non si capisce perché, sembra che sia un tabù. La von der Leyen vuole sostanzialmente accorpare i fondi di coesione, che sono quei fondi che dovrebbero servire a tirare su le regioni più svantaggiate. Tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica si sono fatti ricchi con questi fondi di coesione, gran parte delle infrastrutture di Ungheria, Bulgaria, Slovacchia, Romania sono state costruite con i fondi di coesione, ma il problema qual è? Che loro li sanno usare e li usano bene, noi no, perché per esempio la Sicilia rimanda indietro circa il 70% dei fondi di coesione che dovrebbe ricevere, tanto per dirne una. Va bene, però lei vuole accorpare i fondi di coesione con la seconda gamba della PAC, che non è la contribuzione diretta sulla produzione, ma è il cosiddetto fondo per lo sviluppo rurale. Tieni presente che per l'Italia il fondo per lo sviluppo rurale è fondamentale, perché avendo noi un'agricoltura diffusa nei piccoli borghi, ovviamente tutto ciò che va a vantaggio di reti infrastrutturali, di collegamenti, di scuole, di permanenza della manodopera nel borgo rurale, eccetera, eccetera, è importantissimo. E tieni anche presente che il contadino italiano è il primo custode del paesaggio, quindi riceve anche contributi per il fatto che taglia le siepi, tiene a posto il bosco, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, lei vuole pigliare questa seconda gamba della PAC che più o meno vale metà della PAC, siamo intorno ai 150 miliardi di euro su 380 complessivi, li vuole accorpare con i fondi di coesione, ma uno dice vabbè li accorpa lì, che fa no, fermo, taglia, poi fa un fondo unico nazionale che non è più distribuito per regioni, ma è distribuito su base nazionale e viene erogato a consuntivo, cioè il meccanismo PNRR, per cui se tu non li hai spesi la comunità europea te li revoca. Cosa che è possibile oggi col pezzo dei fondi di coesione, ma non è possibile per quel che riguarda lo sviluppo rurale, tant'è vero che tante regioni per esempio fanno dei PSR, che sono i piani di sviluppo regionale agricolo, sbilanciati sui fondi dello sviluppo rurale perché sanno perfettamente che quel gettito è un po' più lungo rispetto al contributo diretto sulla produzione. Bene, glieli vogliono levare. E il taglio dovrebbe essere tra i 100 e i 150 miliardi, ma sai perché? Perché? Perché è l'ammontare di quello che costerebbe fare entrare gli agricoltori ucraini dentro la PAC. Beh, un bel affare. La seconda ragione per cui stanno incacchiati è perché non gli danno quello che gli avevano promesso, cioè la deburocratizzazione derivante dal Green Deal. E il terzo motivo, che è anche un altro dei motivi molto incidenti sull'agricoltura italiana, è la mancata clausola di reciprocità sui prodotti che arrivano dall'estero e la mancata protezione dei prodotti europei fuori dai confini europei con l'etichettatura d'origine. Queste sono sostanzialmente le ragioni del casino, ma in fondo c'è la idea che pigliare soldi dalla PAC sia per aiutare l'Ucraina sia per riarmare l'Europa, perché in realtà il taglio strutturale poi dovrebbe andare a finanziare anche in parte il Rearm Europe, non piace a nessuno, ma soprattutto non piace
essere trattati come gli ultimi dell'Unione. Tieni presente che stamattina a Bruxelles, se sfila il Copa Cogea, significano 23 milioni di aziende agricole e 22.000 cooperative. Non sono proprio bruscolini, E quindi questa battaglia degli agricoltori, secondo te, ha chance di cambiare le cose o di avere successo o no? Secondo me no, per un semplice motivo, Mm. perché la Meloni, avendo Fitto come vicepresidente della Commissione, non sta appoggiando fino in fondo la lotta degli agricoltori, Quindi nonostante la loro diciamo che da sto pubblicità. punto di vista, allora, qualunque sia il governo italiano, se lo pigliano sempre in saccoccia. Sostanzialmente sì, perché il dominio del PPE e il dominio degli interessi tedeschi sulla comunità europea è un dominio pressoché totale, ma questo ce lo dimostra anche la vicenda dei dazi. Cioè Trump sta incacchiato con l'Europa, ma non per colpa di qualcun altro, per colpa della Germania, che ha un surplus commerciale nei confronti degli americani di 200 miliardi di dollari, surplus fatto solo e esclusivamente dalle automobili sostanzialmente, e fa pagare dazio a noi che abbiamo sì un surplus commerciale rilevante perché siamo intorno ai 40 miliardi, ma ci colpisce sulla cosa che per noi è più importante, cioè l'agroalimentare. Allora tu capisci che continuare a stare in questa Europa dove l'unico interesse che conta è quello tedesco e in subordine quello francese, con Mattarella che si mette a pelle d'orso nei confronti di Macron, uno che in Francia non voglio più manco vedere. Ora vedrai che casino gli scoppia in Francia a sto governo di Bayon, è follia. E quindi ieri io ho sentito da Prandini e da Germundo, il presidente e il segretario generale della Coldiretti, delle parole che la Coldiretti non ha mai pronunciato in 80 anni di storia. Cioè la Coldiretti ieri ha detto: non possiamo più sopportare questa burocrazia europea che toglie il pane ai figli per comprare i fucili e che sta distruggendo il lavoro delle campagne. Cioè sono parole durissime. Però Carlo, se rimangono parole siamo sempre da capo, no? Ho capito, ma che devono fare poveri per questi da No, certo, non è che possono... No, dico, ci vuole la politica, no? Ci vuole la politica. Allora c'ha ragione il nostro amico, poi lo sentiremo, Claudio Borghi, che dice qua ci vuole la politica. Certo, ma io ti faccio notare che lunedì in un convegno agricolo ad Ancona, un signore rispettabilissimo, un piccolo aristocratico rurale marchigiano, è andato alla tribuna, e tra l'altro il convegno era della CIA, quindi la confederazione diciamo più a sinistra degli agricoltori, è andato alla tribuna, ha cominciato il suo intervento, si è tolto i pantaloni, si è tolto la camicia, è rimasto in mutande dicendo: ecco, questa è la condizione in cui voi politici, rivolti a Ricci, candidato governatore delle Marche per conto del Partito Democratico, questa è la condizione in cui voi politici avete messo con l'Europa noi agricoltori. Siamo in mutande. Bene, e però rimane che chi fa cosa? È quel il punto. Beh, a me la cosa che mi stupisce è che Lollobrigida, Ma esiste ancora? Perché io l'ho visto. Ah sì, esiste ancora, il quale è stato abbastanza efficace su alcune partite, perché per esempio ha messo insieme i famosi 17 paesi contro questo taglio della PAC, ha messo insieme 15 paesi sull'etichettatura di origine e la reciprocità, insomma un certo lavoro diplomatico l'Italia sull'agroalimentare l'ha fatto, ma poi per ragioni di politique d'abord, cioè questo embrassons-nous del PPE verso l'ECR, ma evitando che l'ECR gli faccia casino, perché poi alla fine le decisioni le piglia con il PSE, come dimostra per esempio il mantenimento in vita di alcune clausole del Green Deal che la Teresa Ribera spagnola, che sta attaccata lì con il mastice, nonostante a Madrid succedano le cose inenarrabili per quel che riguarda il governo dei socialisti. Poi sulle scelte di fondo il compromesso storico PPE PSE regge, e quindi sai, mi chiedo fino a che punto per mantenere Fitto lì, per avere il controllo sul PNRR, che poi in realtà è quello che interessa all'Italia e alla Meloni, possiamo sacrificare tutto il resto, e soprattutto perché l'Europa
a fronte dei dazi non fa l'unica cosa possibile da fare, che è quella che gli ha raccomandato prima Tremonti e poi con grande energia Panetta, il governatore della Banca d'Italia, cioè emettere degli eurobond destinati a reggere l'urto dei dazi. Perché non lo fa? Perché i tedeschi non lo vogliono fare, perché i tedeschi sperano ancora di aprire un rapporto privilegiato con la Cina, e questo rapporto privilegiato con la Cina sposta l'Europa dal contesto dei paesi democratici verso le autocrazie per salvaguardare il prodotto interno lordo della Germania. E qui entra una cosa che va posta all'ordine del giorno, cioè se la democrazia si regge sulla percezione di benessere, va spiegato a Trump che se cade il benessere, la gente, i cittadini sono portati a pensare che si può scambiare libertà contro condizioni di vita. E guarda che la Cina, per certi versi, e alcuni paesi come la Corea, che non sono totalmente autocratici, ma certo hanno una democrazia, diciamo, molto attenuata, stanno propagandando il loro stile di vita per dire: ma se fate come noi, state meglio. E questo pericolo che si incisti un sentimento antidemocratico in cambio di una condizione di vita migliore è del tutto rilevante, ed è su questo che bisognerebbe cominciare a dialogare con Trump, e se l'Europa avesse dignità e capacità dovrebbe dialogare con Trump. Altra cosa, poi veramente mi taccio e ti do la parola, c'è un elemento fondamentale in tutta questa partita, che è l'ambiguità della sinistra europea, che dice a parole di essere contro Trump, contro Putin, contro la Cina, eccetera, eccetera, ma nei fatti si schiera con quelle autocrazie. E qui viene la cappacenduola che ti racconterò del libro verde del PD. Bene. Ora è arrivata Petra che mi riconduce a casa con la macchinetta e quindi voi allora, intanto noi questo viaggetto. saluti anche a Petra naturalmente, e intanto noi buongiorno, buon viaggio. Intanto noi facciamo la piccola pausa, dopodiché abbiamo in collegamento da Odessa, presumo, spero, perché l'accordo era quello, per le 10 Ugo Poletti. Comunque ci risentiamo tra pochissimo. Com'è bello il vino rosso, 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 bianco è il mattino, sono dentro a un fosso e in mezzo all'acqua sporca godo queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Ma com'è bello il vino bianco, 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 rosso è il mattino, sento male a un fianco, vita, 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 sera dopo sera,
fuggi tra le dita, spera, mira, spera. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Allora, dovremmo essere tornati in onda. Abbiamo qualche problema di collegamento con Ugo Poletti a Odessa, però credo che siamo di nuovo con Carlo, ma tra poco dovrebbe essere con noi. Carlo, Sì, sono qua. facciamo giusto in tempo, Carlo. Buongiorno di nuovo, Cardinale Gran, gran maestro Cambi, Senti, buongiorno. ma pensavo La una vedo. bella intervista da Service sull'Europa. Beh, sì, questa sarebbe Essendo lui un interessante. coltivatore di lumache e di olio. A settembre lo portiamo con noi in veste di ospite, non di inserzionista. Sì. Ma poi andiamo a trovarlo, però, Carlo, questa rimane una promessa. Ci facciamo un servizio da esatto. Cerbis. Perché fate come me, si mangia un pochettino più. Perché Com'è, Giulio? Estate fate come me. sì, una patatina qui, una cosetta di là e poi ti serve una bruschettina, eccetera, eccetera. Carlo, abbiamo un paio di minuti giusto per chiudere perché Aspetta che ti sento un po' male a spizzichi e bocconi, però dicevo non ti preoccupare, abbiamo tutto il tempo. Ecco, no, per chiudere il discorso che stavi facendo prima sulla questione dell'Europa, partendo dagli agricoltori, però tu ti sei occupato anche proprio ieri, in senso più vasto, diciamo, di una questione più generale, se vogliamo, non solo la politica agricola, che comunque è una questione importante, però insomma lì ci vuole una politica che faccia, no? Perché altrimenti rimangono sempre diagnosi le nostre e anche quelle di chi purtroppo ci campa, no? Perché gli agricoltori corrono pericoli esistenziali e professionali fondamentali. Al di là di questo c'è anche un fronte più generale che è quello delle tasse, no? Perché te ne sei occupato ieri sulla Verità, la Commissione europea deve finanziare il bilancio 2028-2034. Allora, che cosa ci aspetta? Dove vanno a pescare? Allora, molto velocemente il quadro è sconfortante. Fammi fare una premessa di tipo politico. L'eurodeputata Tinagli, quella del PD che c'ha sempre il ditino alzato, ci ha spiegato come equalmente l'Unione Europea ha bisogno la sua autonomia finaria. Anche la signor Prodi ci ha spiegato che bisogna togliere di mezzo il voto all'unanimità in Europa e allora questo che cosa significa? Che l'architettura che stanno disegnando è
voi pagate, noi comandiamo e state zitti. Io gliel'ho scritto in fondo al pezzo alla signora von der Leyen. Si deve ricordare che la rivoluzione americana fu fatta su un comandamento, no taxation without representation. Allora, se questi sanno nella testa che ci possono tartassare, costituendo una sorta di oligarchia a Bruxelles, facendo come gli pare, se lo devono levare dalla testa. Ecco perché ti dicevo che il referendum sarebbe necessario. E poi ne parliamo dopo le 10:30 con Borghi Aquilini. Intanto, Carlo, siamo riusciti a collegarci, per quanto non in video, cioè non con Teams, quindi non lo vediamo, ma lo sentiamo, con Ugo Poletti, come dicevo all'inizio della trasmissione, direttore di Odessa Journal, autore di un libro molto bello, ancora oggi molto utile, Nel cuore di Odessa, edito da Rizzoli, ne parlammo a suo tempo. Dovrebbe essere in collegamento con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, non siamo riusciti a collegarci in video, ma ti sentiamo per compenso benissimo. E quindi grazie per essere con noi, e con noi c'è Carlo Cambi, come ti dicevo, che interverrà anche nella nostra discussione. Intanto io però vorrei partire da quello che ha detto l'altro giorno Giorgia Meloni nell'intervento alla sessione plenaria della conferenza sulla ripresa dell'Ucraina a Roma. Faccio una premessa: molti hanno notato che è una cosa abbastanza curiosa che si parli di piano Marshall o di conferenza sulla ripresa, di soldi, di investimenti a guerra in corso, no? Che è una roba un po' anomala. E lascio a te questo commento preventivo su questa questione. Intanto però c'è anche da dire che la Premier italiana ha annunciato di aver assunto impegni con la conferenza per oltre 10 miliardi di euro, 200 accordi per la ricostruzione dell'Ucraina, ricostruzione di Odessa anche, di cui l'Italia mi sembra abbia assunto una partnership, o meglio una guida speciale per la ricostruzione di Odessa, cooperazione tra industrie della difesa, la partita del gas, le aziende italiane e via dicendo. Allora ti lascio subito, ecco Carlo, Giulio, prego. Fammi dire che Odessa è di fatto una città italiana, sì. È stata costruita dagli architetti italiani, quindi il libro di Ugo Poletti lo racconta benissimo. Guardare ad Odessa come a un pezzecore, secondo me agli italiani andrebbe spiegato meglio. Credo... Comunque Ugo lo ha fatto assai bene. E infatti credo che Ugo su questo sia perfettamente d'accordo, no? E lo ha spiegato benissimo nel suo bel libro. Allora ti lascio subito la parola, Ugo, perché... la gente può cogliere che c'è un'anomalia sul fatto che parlare di ricostruzione con una guerra ancora in corso sia una cosa anomala, ma c'è anche da dire che questa è una guerra anomala. E uno dei messaggi molto forti che ho sentito dire, perché a Roma era pieno anche di imprenditori ucraini, era pieno di gente che come me vive in quel paese e lavora, e il messaggio era: signori, non è che ci siamo fermati di lavorare nonostante gli attacchi russi. Chiaro che per i territori occupati il discorso è completamente diverso, ma in quella parte di Ucraina che è rimasta libera, nonostante gli attacchi continui, continua ad avere fabbriche che producono, ci sono agricoltori che continuano a fare il raccolto e esportare grano, cereali, mais, semi di girasole, ci sono tutta una serie di aziende che inizialmente alcune si erano anche trasferite per l'urgenza in Polonia e in Moldavia e sono rientrate. Ci sono un sacco di giovani che fanno start-up. Se uno viene alla possibilità di venire a Odessa, cosa che io invito tutti perché ci sono italiani che vengono, è chiaro che ci sono delle precauzioni da prendere quando c'è un attacco aereo, ma la vita va avanti, questo è il messaggio. Ed ecco che questa Ucraina dice agli italiani, ma non solo, a tutti i paesi europei: noi stiamo già lavorando, aiutateci a lavorare. Per esempio ci stanno aprendo delle fabbriche, anche di gruppi europei, di varie cose, perché per esempio nella parte ovest dell'Ucraina c'è la possibilità di riuscire a lavorare. Gli ucraini sono disponibili a fare a prendersi questo rischio, ci sono sistemi di sicurezza perché adesso tutto viene costruito con dei rifugi antiaerei, normalmente però gli attacchi sono di notte, quindi il rischio di giorno è molto più limitato, quindi questo è il messaggio lato Ucraina. E lato Italia, l'Italia dice: bene, noi a questo messaggio rispondiamo, anche perché altri paesi si stanno già muovendo. Una cosa importante da dire non è che si sta dicendo all'azienda italiana
apre un ufficio, manda dei tuoi manager, perché c'è una questione di rischio, non possiamo negarlo, ma esistono tutta una serie di lavori che necessitano una progettazione a lungo termine. Quanti anni ci vuole per ricostruire un ponte Morandi a Genova? Abbiamo passato tanti anni di progettazione. La stessa cosa succederà per l'Ucraina, tutta una serie di operazioni infrastrutturali come rifare completamente le ferrovie, rifare completamente i sistemi di distribuzione elettrica, costruire ponti, rifare aeroporti, infrastrutture portuali. Queste cose necessitano fin d'ora che anche in remoto, anche a distanza, delle aziende inizino a vedere cosa c'è da fare, quali bandi a cui partecipare. Ugo, siamo ben oltre i 10 miliardi a occhio e croce, no? Siamo infinitamente sopra i 10 miliardi, no? No, allora, parliamo anche di soldi. La stima della Banca Mondiale di circa un anno fa parlava di 500 miliardi, ma è una stima di circa di un anno fa. Poi, attenzione, ripeto, qui ci sono due capitoli. Uno è la ricostruzione, significa palazzo distrutto lo rifacciamo, anche se va rifatto meglio, tutta questa roba qua va rifatta con standard europei, con indipendenza energetica, con dei comfort, con delle strutture, per esempio, non so, l'accesso agli handicappati, cosa che in Ucraina, in tutta l'Unione Sovietica, non era un concetto molto, che girava molto. Ma c'è anche l'altro capitolo che si chiama modernizzazione, cioè questo è un paese che avrà nei prossimi anni la possibilità di allinearsi a livello europeo, ma rischia di essere un paese più moderno di molti paesi d'Europa, rischia di essere una seconda Estonia. Ecco, i 10 miliardi, l'Italia conferisce questi miliardi, contribuisce a dei fondi che già esistono, a cui contribuiranno altri paesi. Quindi non è che arriva un funzionario italiano con una valigia con dentro 10 miliardi e li va in giro a distribuire. No, i processi sono molto più complicati, ma più trasparenti, perché si conferisce dei fondi controllati da specialisti europei, si erogano attraverso banche come la Banca Europea degli Investimenti, come la BERS, come la Banca Mondiale, e questi sono gli aiuti che, se vogliamo, vanno nel grosso fondo. Poi ci sono gli aiuti diretti, e qui l'Italia sta già dando, qui parliamo però di milioni, non di miliardi, dedicati a diversi settori. A Odessa, come ha detto la Meloni nel suo bel discorso, ero lì presente, si sta aiutando anche il restauro dei palazzi storici, la cultura, un ospedale pediatrico, ma arrivano fondi anche all'agricoltura, all'irrigazione. Ecco, questa è l'opportunità per le aziende italiane. Se l'Italia dà 10, 20, 100 milioni in un settore industriale tipo quello agricolo, e naturalmente gli imprenditori locali devono spenderli in macchinari, ecco che le aziende italiane hanno la possibilità di recuperarli quei soldi, se vogliamo, mettendoli per i loro ricavi. Questo è un po' il gioco. Allora, Ugo, tra poco lascio tra pochissimo la parola a Carlo Cambi, però volevo girarti un'altra osservazione a proposito di guerra e di ricostruzione, e chiederti quanto la reputi concreta, quanto la condividi, insomma, come spunto di ragionamento. Ed è l'osservazione che ha fatto il professor Giulio Sapelli, no? Professore emerito di storia economica, che conoscerai senz'altro all'Università di Milano, il quale, insomma, commentando questa conferenza per la ripresa dell'Ucraina a Roma, tra l'altro veramente massiccia, oltre 100 stati rappresentati, 40 organizzazioni internazionali, insomma una cosa di grande peso. Sapelli dice però qui il rischio è che l'Europa ci metta i soldi senza portare a casa granché, perché la parte del leone la faranno gli Stati Uniti, alcuni paesi BRICS e la Turchia, e poi l'Ucraina è un produttore di grano, tornerà a esserlo grazie alle multinazionali cerealicole, ma molte di queste multinazionali non sono certamente europee, e il Green Deal europeo non è il miglior viatico per ricostruire l'Ucraina. E poi c'è un problemino, che i tempi del rilancio dell'Ucraina appaiono lontani. L'unica realtà per ora è quella della guerra, e il professor Sapelli dice qui occorre una soluzione coreana, cioè congeliamo la situazione a quello che è il fronte di guerra, quello che gli eserciti hanno preso o perso. Come la vedi? Sì. Allora, il professor Sapelli, che è sempre una persona molto intelligente, che ho avuto anche il piacere di conoscere, dice, delle perle di verità, però la situazione va un pochino approfondita. Allora, ci sono dei settori dove alcuni paesi sono molto forti, per esempio l'Italia ha una vocazione marittima, l'Italia ha i più grossi operatori del Mediterraneo. Quando domani ci sarà la pace, i collegamenti all'interno del Mediterraneo, l'Italia può trovare veramente la possibilità di essere lei a fare investimenti. Anzi,
vi dirò che per quanto la guerra vada avanti, negli ultimi 2 mesi i 2 più grossi investimenti sono stati proprio nella logistica, nei trasporti. Uno è di un gruppo di capitale italiano, il più grosso operatore del Mediterraneo, che è la MSC Shipping, la famiglia da Ponte, che però hanno sede legale in Svizzera, quindi vengono considerati un gruppo svizzero, ma di fatto sono italiani. E loro hanno acquistato delle aziende ucraine per logistiche, perché il calcolo che fanno gli esperti è l'export ucraino è destinato a triplicare, se non quadruplicare, nei prossimi 10 anni, tantissimo. Quindi ecco che già qualcuno sta investendo in Ucraina. L'altro è il gruppo, grande gruppo dei containers di Amburgo, che ha, guarda caso, un terminal non soltanto ad Amburgo, a Tallinn, ma anche a Trieste e a Odessa. Quindi questo già è un segnale. Riguardo all'America, gli americani hanno un vantaggio rispetto all'Italia o agli altri europei, che quando vedono un business subito iniziano a investire risorse. Ecco, il professor Zappelli ci è andato giù piatto, dice: gli Stati Uniti vogliono fare con l'Ucraina come hanno fatto con la Russia di Yeltsin, sono arrivati prima degli altri, spogliano il paese delle sue risorse, fra cui le terre rare. Allora, a parte che sulle terre rare io ne ho sentiti di esperti, è tutto un mondo ancora da esplorare, perché devono rifare tutte le ricerche geologiche, hanno una mappatura di questi depositi dei tempi dell'Unione Sovietica, non si è ancora capito cosa c'è sotto, certe cose ci sono, ci può essere molto di più, ci può essere anche che non si possono raggiungere perché sono delle questioni tecniche, quindi le terre rare è una grossa incognita. Può essere una possibilità, un'opportunità, ma non è un business, come dire, arriviamo, prendiamo tutto. Ci sono altri settori dove già paesi europei si stanno andando avanti, per esempio la Danimarca, considerando che una guerra porta, come sempre le guerre, a un balzo di tecnologia militare, le aziende danesi hanno iniziato a fare partnership con le aziende ucraine, dicendo: a noi interessa sviluppare, migliorare le nostre produzioni, perché la difesa ci interessa, come interessa anche all'Italia e ai grossi paesi europei. In Ucraina voi siete i più esperti, ahimè, purtroppo, perché queste cose le usate e le subite, e quindi stanno lavorando con fabbriche ucraine su queste cose, quindi facendo le partnership. Ecco, questa è una roba su cui gli americani non ci vanno perché hanno già la loro roba a casa loro. Gli europei stanno creando collaborazioni industriali di questo tipo. E poi, diciamone un'altra, e lì secondo me saremo più forti noi degli americani, noi in senso europei, ma anche italiani, tutto il settore ospedaliero. Il settore ospedaliero avrà in Ucraina un impulso enorme, saranno gli ospedali più moderni al mondo, perché costruiti adesso con tutti i soldi degli investitori, e purtroppo, ma questo l'abbiamo vissuto anche in Italia, tanti feriti dal fronte, tanti soldati con gli arti amputati, l'eccellenza mondiale per i prossimi 10-20 anni sarà l'Ucraina per le protesi e per le riabilitazioni. Come in Italia era nato, molti lo conoscono in Italia, l'Istituto Rizzoli di Bologna per le protesi, per l'ortopedia, era nato dopo la Prima Guerra Mondiale, quando noi ci siamo trovati ad avere un sacco di soldati, di reduci, feriti, e che avevano bisogno esattamente delle stesse cure. Ecco, a seconda dei settori ci saranno delle presenze più. Non è detto che arriva l'America sì, arriva in certi settori specifici, butta soldi, manda subito manager, non perde tempo e certamente arriva in una posizione di vantaggio, ma credo che in questa ricostruzione la faranno soprattutto gli europei. Allora, molto interessante. Io lascio la parola a Carlo Cambi, che credo avrà una serie di osservazioni da fare su tutto questo discorso. Carlo. Insomma, le osservazioni sono tante. Punto 1, il grano, l'olio di mais, di girasole, il mais sono in mano alle 4-5 sorelle del cereale del mondo, di cui 4 sono americane e una tra l'altro la Cargill, che è, come dire, ammantata anche di un po' di mistero, visto che non è quotata, è un gruppo familiare, fanno come gli pare, sono proprietari di alcuni terminal, credo proprio ad Odessa, se non ad Odessa, in un alto scalo del Mar Nero. Quindi sulla faccenda agricola noi europei non toccheremo palla, anzi probabilmente ci sarà un problema molto serio, perché la produzione agricola ucraina, grazie anche a quello straordinario giacimento che sono le terre nere, è di gran lunga competitiva in termini di prezzo e di produttività rispetto
a quella europea per quanto riguarda i cereali, e devo dire che gli agricoltori di confine, parlo di ungheresi, slovacchi, rumeni, bulgari, hanno già le antenne dritte perché temono una concorrenza in dumping del prodotto ucraino. Detto questo, però, è evidente che quel prodotto è una base essenziale del PIL ucraino e quindi bisogna trovare il modo di farlo arrivare sui mercati internazionali in maniera che non diventi turbativa del mercato. C'è una cosa di cui nessuno parla e sarei molto attento, ed è l'ingresso possibile della Cina in caso di pacificazione forzata per ridurre Putin a più miti consigli. La Cina è pericolosa in Ucraina per 3 fondamentali motivi, ed è il motivo per cui, per esempio, Trump ha fatto la corsa sulle terre rare, ancora tutte da scoprire e da tirare fuori. Si sa che ci sono, ma dove, ma come fare a tirarle fuori ancora non si sa bene, perché la Cina voleva fare dell'Ucraina la testa di ponte per dribblare la cosiddetta, per occupare la cosiddetta rotta artica, che dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista degli scambi commerciali, diventa fondamentale se permane l'instabilità nel Medio Oriente. Allora, io, se fossi nell'Europa, più che preoccuparmi di fare grandi proclami come stanno facendo e di continuare a fare il contrabbando con la Russia, mi porrei a fianco di Zelensky o comunque del popolo ucraino dicendo: il lavoro ve lo diamo noi. L'Italia sulla ricostruzione ha un rischio, è quella di dimostrare agli italiani quanto stare dentro l'Unione Europea sia negativo. Perché? Perché noi abbiamo le maggiori capacità di ingegneria civile e infrastrutturali del mondo, abbiamo probabilmente alcune delle aziende più strutturate per produrre infrastrutture di avanguardia in termini celeri, non le possiamo fare in Italia perché in Italia c'è una burocrazia soffocante. Il ponte sullo Stretto di Messina è uno degli esempi più clamorosi da questo punto di vista. Non lo possiamo fare in Europa perché in Europa bisogna per forza passare sotto il tacco tedesco. Ecco, se io fossi nel direttore di Odessa News, mi domanderei quale rapporto ha l'Ucraina con la Germania, perché senza il via libera della Germania, che continua a flirtare sia con la Cina che con la Russia, facendo finta Occidente, l'Ucraina non va da nessuna Allora, lo chiediamo subito a Ugo Poletti. Sì. Aggiungo, Ugo, una notizia con la quale Sì. stanno aprendo adesso le agenzie. Sono le parole di Trump, il quale ha detto che i missili Patriot sono già in viaggio verso l'Ucraina, in base all'accordo Stati Uniti-NATO. Arrivano dalla Germania, che provvederà poi a rifornirli. E gli Stati Uniti riceveranno un risarcimento completo in base a quell'annuncio per cui i membri della NATO inviano le armi all'Ucraina, ma poi l'Europa deve pagarle sostanzialmente. Questa è la questione. Il ministro della difesa tedesco Pistorius ha confermato che 2 sistemi di difesa aerea Patriot sono in fase di preparazione e consegna all'Ucraina e la Germania sosterrà le spese di trasferimento. Pistorius ha anche detto che è necessario che ci siano ulteriori sistemi di difesa per l'Ucraina. Consentimi di osservare che quella di Trump è una battuta, lo dice perché deve stare dentro il mantra del MAGA, sappiamo tutti che le pagheranno gli americani. Andiamo avanti. Ecco, Ugo, a te la parola, abbiamo 3 minuti. Allora, il terminal della Cargill è nel porto di Yuzhny, uno dei 7 porti di Odessa, il più importante, il più profondo, quello più redditizio. Ero alla inaugurazione del terminal. Però i grossi gruppi ucraini dell'esportazione non sono controllati dagli americani. Parliamo di gruppi che si chiamano Nibulon, Kernel, Risoil. Ci sono capitali dietro ucraini, un tempo erano anche soprattutto capitali russi, ma si sono, diciamo, alleggeriti sotto quel profilo. Quindi non è così scontata la cosa, che poi gli americani abbiano grandi interessi a intercettare queste esportazioni è importante. La Cina esercita un ruolo molto importante in Ucraina, anche perché è uno dei più grossi clienti. I cinesi sono tra gli importatori più importanti, insieme all'India tra l'altro, di mais e semi di girasole. Perché semi di girasole? Perché questi non cucinano col burro o con l'olio d'oliva come noi sofisticati italiani, ma hanno bisogno di quello. Quindi nella catena alimentare delle famiglie, dei ristoranti cinesi e indiani,
sono fondamentali le esportazioni ucraine, e quindi la Cina sta facendo, diciamo, degli investimenti sotto quel profilo, perché non vuole perdere, è importante assicurarsi quella catena. C'era un'altra domanda ma non mi ricordo perché me ne ero segnate 4, ce n'era una sì? Sul fatto che l'Italia ha la capacità di produrre infrastrutture, ma non le possiamo fare né in Italia né in Europa, perché la burocrazia impedisce. La cosa è molto semplice. No, poi c'era la Germania. Sì. Allora, se in Italia per costruire una nuova fabbrica ci metti 2-3 anni, in Ucraina la fai in 6 mesi. Ecco, questo è il gioco. L'Ucraina consente una flessibilità, costi di manodopera bassi e talento. Per esempio, un annuncio che io aspettavo, e lo aspetto ancora perché secondo sono 2 corridoi sempre più insistenti, è che la Fincantieri, il nostro grande colosso, anche di grande successo, produttore di navi sia civili che militari, che investe in Odessa, investe nella sicurezza del porto con tecnologie sottomarine molto all'avanguardia, però ci aspettiamo che si prenda anche un cantiere navale, perché ingegneri navali ce ne sono tanti in Ucraina, costruivano loro le navi per la flotta sovietica, e con un costo che è pari a un quinto di un ingegnere navale normale in Italia. Ecco, queste sono le possibilità. La Germania in questo momento sta esercitando un ruolo molto convinto. La novità, e anzi questo è un altro brutto cruccio, un incubo per Putin, perché siamo passati da una Germania totalmente assoggettata alla Russia come rifornimenti di gas, e quindi politicamente totalmente lobbizzata. La Germania degli ultimi 20 anni, della Merkel e di Schröder, ha seguito totalmente i piani della Russia. Poi c'è stato Scholz, che ha gestito una transizione ma con grande imbarazzo, un cambiamento epocale per i tedeschi, si può capire. Bene, oggi il cancelliere tedesco ha una posizione nettamente pro-ucraina, e la Germania non va da sola, si coordina tendenzialmente con l'Europa anche per assumere un ruolo di leadership. Quindi sul fronte tedesco siamo in buone mani. Allora, dobbiamo salutarci qua, ma solo per questioni di tempo. Io ringrazio, come sempre, Ugo Poletti, che ci ha parlato da Odessa. Ugo, torneremo a risentirci adesso in tempi medi, dopo l'estate, presumo, per questa rubrica. Intanto io ti ringrazio, Ugo, e ci teniamo in contatto. Grazie a voi. Grazie. Ciao, un abbraccio. Grazie a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Dobbiamo fermarci un attimo, Carlo, poi magari recuperiamo prima della chiusura le eventuali osservazioni che stavi per fare, perché mi sembra utile che vengano fatte anche a beneficio di chi ci ascolta. Ecco, adesso abbiamo il nostro amico Cerbis e poi con noi Claudio Borghi Aquilini. A tra poco. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. L'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando. Un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari, perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, un prodotto naturale GastroFree, il nostro integratore alla bava di lumaca GastroFree per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori.
l'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera, un'estate un po' più bella, oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Allora, rieccoci in onda, con noi ancora Carlo Cambi per l'ultima parte della trasmissione degli scorretti di stamattina, e in collegamento con noi c'è anche, come vi dicevo all'inizio, Claudio Borghi Aquilini, senatore, componente di innumerevoli commissioni parlamentari. Caro mio. Troppe, come sempre dici giustamente. Intanto ti occupi di sicurezza della Repubblica, di federalismo fiscale, di emergenze, di inchiesta sulla SARS-CoV-2, sulla Covid, di politiche dell'Unione Europea, e mi fermo qua. Però a proposito di Unione Europea, stavamo parlando prima con Carlo Cambi delle proteste degli agricoltori e le abbiamo inserite in un ragionamento molto più ampio. Adesso io lascio subito la parola a Carlo, perché la conclusione di quel ragionamento era che prima si scappa da questa gabbia europea, meglio è, per gli agricoltori nel caso di specie, ma non solo per loro. Tu ti sei occupato di queste questioni in senso ampio in un libro che sta andando molto forte, edito dal pregevolissimo editore Guerini e Associati. Il libro si intitola 20 anni di sovranismo, dall'euro a Trump, giusto appunto, e diciamo dall'introduzione dell'euro e da tutto ciò che ne è derivato parte anche buona parte del tuo ragionamento, no? Ne siamo tra l'altro testimoni diretti qui in radio, perché in tanti anni abbiamo parlato di questo. E voglio solo citare, visto che l'ho citato prima, anche un altro osservatore molto da noi seguito e interessante, il professor Sapelli, no? Il quale, facendo un'analisi geopolitica più ampia, dice sostanzialmente che nel nuovo risico mondiale l'Unione Europea è un'entità già morta, è finita. Allora, io non aggiungo niente, lascio brevemente la parola a Carlo Cambi. Ricordo solo che, a proposito di geopolitica, tu ti ho intravisto ieri sera in un contesto incasinatissimo dalla Bianca Berlinguer, dove Caro mio. vi Sono ancora sovraccavallavate. in un contesto incasinatissimo perché dovrei andare all'aria che tira, non trovo il taxi, quindi sono messo proprio. Ecco, anche stamattina sei messo bene, però sulla questione appunto geopolitica, interessi economici, Stati Uniti, Europa, rapporti internazionali, dazi, tu hai fatto un tweet secondo me fantastico, semplicissimo, messa giù in maniera molto semplice. Tu intravedi sulla questione dazi due possibili soluzioni. Ti lascio la parola subito anche su questo, perché la seconda delle soluzioni ci porta a qualcosa di molto simile a quello che stavamo dicendo con Carlo a proposito degli agricoltori. Carlo, ti lascio la parola, fai tu la domanda al nostro Claudio Borghi Aquilini e iniziamo la discussione. Tanto un abbraccio fortissimo a Claudio, ci unisce praticamente tutto. Ciao Claudio. Che devo dire che le posizioni che ha espresso fino adesso Claudio Borghi sono le posizioni che chiunque sia dotato di un minimo di cultura economica e di un minimo di sale nella zucca dovrebbe sponsorizzare, dovrebbe portare avanti. Io ho sotto mano, come ti dicevo, questo libro bianco, questo libro verde del PD sull'industria, e trovo scritto che una delle soluzioni possibili è riallacciare un rapporto con la Russia per il gas. Ora io vorrei capire dove vogliamo andare a parare. C'è una retorica dell'Unione Europea che si presenta in un certo modo e poi fa esattamente il contrario. Mi chiedo che senso ha per un paese come il nostro, fortemente esportatore, fortemente legato all'economia di trasformazione, fortemente dipendente da fonti energetiche esterne, stare dentro un contesto dove c'è solo un partner economico che conta, ed è la Germania. E non so se ci avete fatto caso, le ultime mosse della signora von der Leyen del PPE sono tutte indirizzate a favorire l'economia tedesca. Io non riesco a capire perché dobbiamo stare dentro questa gabbia. Lo chiedo a Claudio, di cui conosco già la risposta, ma insomma ma uno degli argomenti, vieni come dire a suonare come campana a festa a casa mia, però la prima risposta è molto semplice, che nella gabbia ci siamo dentro. Cioè, se ti dicessero guarda sei fuori, dici perché devi entrare nella gabbia, no? È giusto, però nella gabbia ci siamo dentro, e quindi chi è dentro in gabbia non è esattamente semplice poi uscirne, no?
E quindi uno dei motivi, il primo motivo è perché siamo dentro una gabbia, è perché ci hanno messo, no? E quindi la situazione è un po' tesa. Intanto qua vedo con gioia che Perdonami, hanno volevo bloccato solo osservare tutto. Perfetto. che ciò che sta succedendo con i dazi è in parte la risposta del perché ci hanno messo nella gabbia. Ma sì, ma in generale noi siamo entrati dentro in un sistema che è totalmente contrario ai nostri interessi. Questo spero che sia chiaro a tutti. E all'inizio ce l'hanno messo dentro come guarda che entra nel club dei ricchi, ma è stato esattamente come quando si invita il pollo al tavolo di poker, no? Cioè, vieni a giocare nel tavolo quello giusto, quello vero, quello con la gente importante. E il risultato però di solito non è utile, perché appunto c'è della gente che fa totalmente i propri interessi, e fin qui niente di grave, cioè nel senso è giusto che tutti facciano i loro interessi. Quello che diventa un po' dubbioso è perché noi non facciamo i nostri. Una delle risposte è appunto quella che si diceva, cioè vale a dire la questione relativa al fatto che noi, essendo dentro nella gabbia, riusciamo abbiamo poca voce in capitolo, mi verrebbe da dire, però dei margini di manovra secondo me ce li possiamo avere, e io cerco di suggerire quali sono, insomma, queste manovre. Ecco, tra l'altro tu, dicevo prima, sulla questione dazi hai ragionato in termini di soluzioni possibili, no? Perché se non ho capito male, poi correggimi se sbaglio, allora tutto nasce dal fatto che gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale mostruoso, no? Quindi hanno assorbito un sacco di prodotti, specialmente per quanto riguarda l'Europa, dalla Germania. La Germania è un esportatore netto fortissimo anche verso gli Stati Uniti. Allora adesso Trump dice io sto deficit lo devo in qualche maniera correggere, perché sennò vado a finire male. E la questione dazi nasce da lì. Cosa facciamo noi? Soluzione 1, trattative bilaterali, no? Ognuno cerca di salvarsi di per sé. Soluzione numero 2, l'Unione Europea dice basta austerità, i paesi europei tornano a poter spendere, quindi importano loro, il mercato interno europeo assorbe quello che veniva esportato negli Stati Uniti, si mettono dazi alla Cina per evitare che sia invece la Cina ad avvantaggiarsene. Però tu dici giustamente, ma se noi spendiamo di più, poi continuiamo a fare gli interessi della Germania, che continuerà a esportare di più. Perché alla fine la coperta è sempre corta. E allora la soluzione, no, vedi, mi interessa la soluzione definitiva, mi interessa la soluzione che tu proponi alla fine, no? Far uscire la Germania dall'Eurozona, ridarle la sua bella moneta, il marco, e tutto magicamente si aggiusta. Carlo diceva all'inizio, altra soluzione sarebbe chiamare gli italiani a un bel referendum, ma voi ve ne volete uscire da sta gabbia oppure no? Perché non si può fare? Allora, dunque, il referendum non si può fare purtroppo per due motivi. Uno, che non si può per Costituzione, e quindi la procedura sarebbe complicata e probabilmente impossibile, perché bisognerebbe fare la legge costituzionale per consentire il referendum, ma la legge costituzionale a sua volta le opposizioni farebbero fare il referendum confermativo. Quindi c'è una roba che insomma mi fa venire il giramento di testa anche solo a pensarci. Quindi non si può fare, ma anche se si potesse fare, ma noi siamo così tanto sicuri che alla fine, tenuto presente la capacità di manipolazione mediatica e la sproporzione anche di denaro che hanno gli interessi a favore dell'Unione Europea, poi alla fine lo vinceremo, perché tutti qui vogliono fare il referendum pensando che vabbè, cioè io faccio il referendum e io e i miei amici siamo d'accordo su questa cosa qua e quindi lo facciamo noi, ma invece il referendum non si fa fra i nostri amici o fra quelli che la pensano alla stessa maniera. Il referendum lo si fa con tutti e tutti nel momento stesso in cui tu gli fai 4 mesi di martellamento dicendo che se si esce dall'Unione Europea a quel punto le carriole, le banconote, cose di questo tipo,
Cioè, capite, è già stato complicato per gli inglesi, no? Che sono uno dei popoli più indipendenti che abbiamo e che avevano la loro moneta, avevano la loro amata sterlina e quindi non potevano essere terrorizzati, no? Da oddio che cosa succede se domani... Qua con noi è il referendum, poi si finisce sempre a fare la fine tipo di quelli che hanno fatto l'ultimo giro, no? Cioè quelli che tutti contenti che hanno fatto il referendum per la cittadinanza facile, poi invece non è funzionata troppo bene rispetto a quello che volevano. No, purtroppo in realtà le soluzioni sono come ti avevo detto due. Il fatto che ci salviamo noi, perché i nostri prodotti non sono quelli che preoccupano gli Stati Uniti, cioè non è che cioè gli Stati Uniti si svegliano, no? Il grana padano. Ecco, gli Stati Uniti si svegliano e dicono, ecco, guarda, il mio problema è l'Italia, no? Cioè, per loro, figurati, cioè, noi abbiamo un vantaggio enorme rispetto a tutti, simpatici a tutti, e questo è un grosso plus. Il loro problema ovviamente economicamente è la Cina, la Germania, insomma queste cose, non noi, e quindi noi in qualche maniera possiamo, virgolette, salvarci, no? Senza che vengano risolti gli squilibri. Se vogliamo risolvere lo squilibrio, cioè il motivo per cui è obbligato il povero Trump a trovare una soluzione a 2.000 miliardi di deficit commerciale, cioè chi pensa che può andare avanti così, no? Dice, guarda, ma peccato che ha vinto Trump, se aveva vinto la Kamala Harris andavamo avanti così. No, non funziona così, non andavamo avanti così perché con 2.000 miliardi di deficit gli Stati Uniti saltavano per aria loro. E allora il risultato tanto che qualcuno argomenta che quelli l'hanno fatto vincere per grattarsi la rogna a lui. Ah beh, certo, ma di solito si ragiona sempre così, no? Poi in realtà diciamo che hanno provato pure a parargli, quindi probabilmente non era così. E quindi vabbè, però il punto che cos'è? Che se vogliamo veramente risolvere la questione, allora, come ti ho detto, bisogna far saltare il patto di stabilità. Cosa succede? Se salta il patto di stabilità e noi investiamo molto di più rispetto a quello che facciamo adesso, succede una cosa fatta bene, cioè, vale a dire che a un certo punto tutti noi, dato che si fa più investimenti, si mette in circolo più denaro, cominciamo a consumare di più. Ma consuma di più l'italiano, consuma di più il tedesco, consuma di più il francese, no? E allora significa che i prodotti che non vengono più assorbiti dagli Stati Uniti vengono assorbiti dal mercato interno. E tutto questo chiude il problema di oddio cosa fanno le nostre imprese. Però c'è un altro problema, come dici tu. In questo caso però la Germania risulta ancora vincitrice. A lungo andare poi c'è la questione che internamente viene fuori che se la Grecia spende di più, se la Spagna spende di più, no? E similari andrà a comprare principalmente i prodotti della Germania e forse in parte anche nostri. Sarebbe da riscrivere un trattato che è quello del surplus commerciale all'interno delle frontiere, che non è mai stato fatto valere, perché mentre sul deficit di bilancio ti stangano con le procedure di infrazione, sul fatto che se hai il surplus commerciale nessuno ti dice nulla, perché la Corte di Giustizia europea, sempre così solerte quando si tratta di casi che riguardano l'Italia, se si tocca la Germania non succede niente. Quindi quando io dico referendum, scusami se intervengo un secondo, non lo dico perché spero che il referendum ci consenta l'Italexit, ma mi piacerebbe dare al nostro presidente monarca della Repubblica e a tutti gli euro deliranti un segnale che l'opinione pubblica di questa Europa ha le balle rotte, ok? Questo vorrei che ci fosse, perché noi assistiamo a una separazione netta tra il mainstream che continua a parlare d'Europa e la popolazione italiana che dell'Europa non vuole sentire più parlare. Cioè, allora bisogna che in qualche modo lo si renda evidente, in modo che alcune ma Carlo, io figurati quanto non sarei contento di far rendere evidente questa cosa. La soluzione però c'è, la soluzione c'è e purtroppo i nostri elettori non la stanno usando, perché la soluzione ci sarebbe a ogni elezione. Cioè, capisci che se noi andiamo alle elezioni europee, no? Come
e non ci sono state un secolo fa, cioè le elezioni europee ci sono state l'anno scorso e non è neanche passato un anno. C'erano dei partiti che si presentavano con più Italia meno Europa come slogan, e c'erano dei partiti che si presentavano con più Europa. Se alla fine prende più voti, per non fare nomi, Forza Italia rispetto a che noi, poi dopo noi possiamo anche strepitare dicendo che ci abbiamo ragione, però in realtà questo segnale non è stato dato. Cioè, se a quelle elezioni si fosse dato un segnale dal punto di vista degli elettori, saremmo a posto, però cioè, non è che possiamo sperare ogni volta che gli altri capiscano che e poi però quando si tratta di votare si sta a casa. Questo purtroppo è una cosa che anche i nostri elettori, ahimè, devono capirla, perché io posso capire tutto, che si è arrabbiati, che si è delusi, che si dovrebbe incidere di più, che si potrebbe fare di più, però insomma bisogna un po' imparare dalla sinistra, no? Cioè vale a dire che loro quando si tratta di votare fanno sempre. Però abbiamo la funzione di comunicazione su questi temi, come mi pare purtroppo la Lega abbia fatto, ma non solo la Lega, e facciamo anche fatica a costruire un'opinione pubblica contraria. Ma insomma, questa è una discussione che faremo io e te davanti a un piatto di chianina. Ecco, la prossima volta. io voglio tornare invece a quello che... Un piatto di testaroli di Pontremoli. Buoni quelli. Quello che vuoi. Buonissimi, per inciso. No, io vorrei tornare, Claudio, con i testaroli ormai che mi hai fatto balenare davanti agli occhi, quindi mi distraggo. Comunque, vorrei tornare al tuo ragionamento, no? Tu dicevi, seconda possibilità, abbandonare l'austerità, libertà di spendere, quindi il mercato interno può assorbire quello che adesso va negli Stati Uniti, l'export che va negli Stati Uniti, però la Germania alla lunga diventa vincitrice, continua a vendere le BMW alla Grecia come nel 2011. Soluzione definitiva, far uscire la Germania dall'Eurozona, ridarle il marco e poi in un secondo tempo tutti si riprendono la loro bella moneta, si torna alla meravigliosa CE che funzionava tanto bene. Ecco, tu dicevi prima, il referendum è una strada così irrealistica, ma questa che tu prospetti è una strada realistica, percorribile? Beh, è più percorribile che il referendum, perché i tedeschi in una maniera o nell'altra il pensiero di dire che cioè, la nostalgia per il loro Deutschmark ce l'hanno sempre, anche se sarebbe la loro rovina, ma un po' ce l'hanno. Loro adesso vanno verso il secondo anno di fila di recessione e non sono abituati. Potrebbe anche essere che saltino i nervi. Nello specifico Alternative für Deutschland è possibile che lo farebbe. No, in realtà è forse più probabile che un Alternative für Deutschland, con cui io condivido poco, non quello che gli appiccicano sopra, cioè non è che perché sono nazisti e cose di questo tipo, perché vanno a prendere come metodi che abbiamo già usato anche noi, uno che una volta aveva detto che forse così, allora tutti così, no, è da gente come dalle altre parti, chi vota Alternative für Deutschland che vuole un cambiamento, e poi sono liberisti, sono più affini quasi a come dire, a Oscar Giannino quasi che alle mie come idee, no? Quindi per carità, però è gente che invece pensando alla nostalgia della vecchia Germania e similari potrebbe anche pensare di fare una cosa del genere. E dato che in questo momento la maggioranza della Germania è oggettivamente traballante, perché abbiamo visto cosa è successo anche subito alla prima votazione, no? La prima votazione Merz è stato messo in minoranza e poi dopo hanno dovuto recuperare la seconda. Quando ci dovranno essere delle decisioni importanti da prendere, può essere che la maggioranza della Germania salti per aria. Allora nel quel caso le elezioni potrebbero essere anche più veloci rispetto a quello che pensiamo. Però ci vuole un medio periodo /lungo che insomma bisogna aspettare. No, fammi pensare magica. Carlo, prego. Osservare a vantaggio di quello che dice Claudio, che ce ne vorrebbe, che andrebbe clonato e ripetuto per 1000 nel Parlamento italiano, ma detto questo,
Alternative für Deutschland l'ha già dichiarato in campagna elettorale che loro vorrebbero tornare al marco, e se non le mie informazioni non sono scorrette, nei land dell'ex Germania dell'Est si continua a pagare in marchi, perché loro la doppia circolazione della moneta l'hanno mantenuta, non come noi che servi sciocchi in Costituzione abbiamo addirittura scritto il pareggio di bilancio, e credo che siamo a questo punto l'unico paese europeo che ce l'ha in Costituzione il pareggio di bilancio, o non come di buono che non lo seguiamo, ecco, però perché non se lo dovessimo fare il pareggio di bilancio dovrebbe essere, finiremmo, esploderemmo in 2 giorni, ecco. Lo so che non lo seguiamo, ma siccome io sono abituato a ragionare in termini di tendenza, scrivere in Costituzione per fare un favore alla Germania, come ha fatto quella sciagurata stagione di Monti, Presidente del Consiglio, con la complicità di Napoletano, un comunista che tale era rimasto, e che quindi si genufletteva agli ordini del padrone, scrivere che tu persegui il pareggio di bilancio in Costituzione è ammettere un abito mentale che è contrastante totalmente con la necessità di avere uno Stato che è amico del cittadino, e ripeto, se non sbaglio, in Germania la doppia circolazione della moneta non è mai stata abolita, e nei land dell'est si continua a pagare in Deutschmark, se non ricordo male. Guarda, adesso se nel lender dell'est si continua a pagare in Deutschmark non lo so, però è indubbio che anche in Germania si sono resi conto che un certo tipo di politiche non vanno più bene a loro, ma questo però è tutta una contraddizione, no? Che quando io mi metto a spiegare del perché vengono fuori questi squilibri, non è che vengono dal cielo, cioè il fatto che gli Stati Uniti dovrebbero, con il deficit commerciale che hanno, dovrebbero avere una moneta molto più bassa, ma non riescono ad averla perché hanno un interesse contrapposto di avere la moneta di riserva mondiale, no? La Germania, che invece dovrebbe avere una moneta fortissima, no? Con tutto quello che esporta, ma non rivaluta, no? Perché appunto è dentro nell'euro invece di avere il marco, no? E quindi continua ad avere i prodotti venduti con lo sconto, no? Mettiamola così. La Cina, che è un'autocrazia e quindi non segue nessuna delle regole che gli altri invece del mondo usano, e quindi può vendere i suoi prodotti sotto costo perché non ha nessuna regola sul lavoro, sulle emissioni, sulle cose, capite? Sono tutti degli squilibri che in qualche maniera devono essere gestiti. Quindi quando uno dice i dazi disastro, cattivi, no? E similari, capito, ma i dazi cattivi sono uno degli strumenti che ci sono nel mondo per risistemare questi squilibri. Pensare che si possa andare avanti sempre, no? Tenendo queste cose avanti, è come pensare che, non so, c'è una società o un negozio anche o similari che sta andando bene perché approfittava delle spese pazze di un qualche miliardario ubriaco, no? Che stava lì e scialacquava dei soldi, ma prima o poi li finisce. Ecco, Claudio, non so come dire. per chiudere la conversazione, poi ti lasciamo a Davide Parenzo, all'aria che tira sulle 7. Non so se c'è Parenzo, adesso c'è... Non so. Mi pare che ci sia lui, vedo dal sito. Vabbè, allora, comunque ce lo saluti, perché un tempo c'eravamo vicini di casa qua con Antenna 3. Comunque, al di là di questo, per chiudere il discorso, mi sembra che si possa mettere un po' così, lo domando a te. Allora, la questione dazi, Trump sta facendo una cosa ragionevole dal suo punto di vista. Questa posizione però implica che noi dobbiamo fare qualcosa di politicamente rilevante, cioè implica un'azione politica. Il governo di quel quadro complesso che tu hai sintetizzato benissimo poco fa, in maniera molto rapida. Ecco, ma c'è la possibilità di fare politica? Se la soluzione che anche tu stesso prevedi come la migliore, in realtà implica una scelta politica da parte di un paese, la Germania, e non degli altri. Cioè noi dobbiamo sperare che la Germania faccia una scelta politica che vada bene anche a noi, quindi non la facciamo noi la scelta politica. Non so se mi rendo conto, siamo in un cortocircuito. Chi decide cosa? È chiarissimo quello che tu dici. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, perché è evidente che andare nel gregge è una cosa che è molto più semplice, fa più comodo a tutti, però in
questo momento, come ho provato a dire, Trump, probabilmente sbagliando, dice o pensa che chi ha un surplus commerciale con loro è uno che ruba, che gli sta rubando dei soldi, e quindi noi andare a trattare per avere delle condizioni migliori sotto braccio con quello che lui considera un ladro, non ci mette in una buona posizione. Questo Sì, poi sì. cioè, è ovvio che però se in questo momento la nostra Premier dice ma io come faccio a andare contro all'Unione Europea, che poi viene fuori un gran casino, lo so, però a un certo punto prima o poi i nodi al pettine verranno. Allora, grazie a Claudio Borghi e Aquilini, ci risentiamo presto, Claudio, grazie mille. Perfetto, buona giornata, grazie, ciao, buon lavoro. ciao. Claudio, un abbraccio. Carlo, a me pare tanto che abbiamo iniziato una discussione alle 9:40, la stiamo concludendo alle 11, abbiamo toccato tanti argomenti e per ciascuno di questi argomenti, fammi usare un detto lombardo, siamo nel campo delle 100 pertiche, cioè non ne usciamo qua. Non ne usciamo, perché allora manca questo, allora speriamo che quell'altro. Se la Germania fa questo, però perché dovrebbe farlo se non è nel suo interesse e dovrebbe far del bene a noi? Allora, tante belle cose, però qua non ne usciamo comunque. E neanche dall'Ucraina mi sembra che siamo messi benissimo, perché per chiudere il ragionamento, io ho citato prima Sapelli, a me mi ha stimolato molto un'osservazione che ha fatto Sapelli, dove dice che in sostanza questo quadro geopolitico che si sta predisponendo adesso vede l'Unione Europea già finita, già fuori dai giochi. E fa un ragionamento molto sottile, su cui chiedo anche il tuo parere, Carlo, no? Perché le due nazioni guida dell'Europa, ragiona Sapelli, cosa stanno facendo con Macron e Merz? Stanno facendo di tutto per tornare a armare, appunto, Rearm Europe, invocano il ritorno al servizio militare, si mettono in ostilità con le nazioni baltico-polacche per avere eserciti più forti dei loro, eserciti che dovranno divenire europei, perché praticamente la nuova NATO dovrà avere una costola europea fortissima, da qui tutto l'impegno appunto per il riarmo, che tra l'altro beneficia gli Stati Uniti, perché chi vende le armi all'Europa sono gli Stati Uniti. E non si comprende qual è la direzione che sta prendendo l'Europa, se non quella di una sostanziale guerra, diciamo così, di uno scenario di guerra. Brutta roba. Te cosa dici, Carlo? Ma ti dico una cosa che sta nella storia, cioè quando i governanti, i re, straballavano, Facevano la guerra. facevano la guerra, la Germania sta traballando. Aspetta che ti abbiamo perso, Carlo. Infatti vuole utilizzare il riarmo. Pronto, mi sentite? Sì, adesso sì, abbiamo perso un attimo la linea. Pronto? Cosa facevano i re del passato quando traballavano? Facevano la guerra. E la Germania sta costringendo l'Europa a fare la guerra perché traballa dal punto di vista economico, quindi vuole utilizzare il riarmo per rinsaldare le sue fabbriche, traballa dal punto di vista delle politiche migratorie. Non vi sfuggirà che Merz ha blindato i confini di Germania. La Germania è quella che ci aveva il ditino alzato nei confronti dell'Italia dicendo voi dovete accogliere. Ha alzato le barriere per quel che riguarda il diritto comunitario, se ne batte di quello che dice la Corte di Giustizia Europea, perché c'è una serie di sentenze contro di cui non rende conto, ma soprattutto si blinda perché detiene la Presidente della Commissione Europea e Ecco, Carlo, la linea è un po' ballerina. PPE, quindi maggioranza relativa del Parlamento. Allora, Carlo, siccome la linea è un po' quello che è, sono le 11:01, dobbiamo salutarci, tu ce la fai in 30 secondi a dirmi cos'è che non ti ha convinto? Cos'è che non ti ha convinto? Scusami, cos'è che non ti ha convinto completamente del ragionamento del nostro amico Ugo Poletti? In 30 secondi. Ti sento più, Carlo. Quello che non mi ha convinto di Ugo Poletti è che mi sente. Sì, adesso sì. Provo a cambiare. Adesso sì, anche se quello adesso che non mi ha convinto di Poletti è che lui nega l'evidenza dei fatti. Zelensky si comporta esattamente come qualsiasi premier in difficoltà e fa la politica dei due forni. Cioè Zelensky è uno che oggi lega i destini propri e del suo popolo a chi offre di più, e questo dal mio punto di vista è
una posizione sbagliata, perché per esempio lui diceva prima la Germania ora è cambiato indirizzo. No, la Germania non ha cambiato per niente indirizzo. Se la Germania potesse, domani mattina riaprirebbe il rubinetto del gas con Putin. Se potesse, la Germania farebbe entrare la Cina dentro. Quando lui sulla Cina glissa, ti dice una cosa che non può confessare, cioè che l'Ucraina è pronta a farsi invadere dalla Cina purché la Cina gli garantisca la pace. E quello che l'Europa non ha capito è che serve non un'offensiva militare, ma serve sgombrare il campo, ammettere che non abbiamo sorvegliato sugli accordi di Minsk e convincere Zelensky che serve una soluzione per le regioni russofone tipo quella dell'Alto Adige o del Friuli in Italia, cioè vanno statuti speciali, autonomia a quei territori. Allora, grazie a Carlo Cambi, veramente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Carlo, un abbraccio, noi ci risentiamo a settembre a sto punto. Vabbè, e allora buona estate, tanto noi ci vediamo al mare. Ci vediamo presto, grazie a Ciao tutti. a tutti. Sammy Ciao, Varin è già in pista col bastone perché io ho sforato 3 minuti, ciummia via subito, via, correre. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.